L'espansione della potenza mongola è strettamente legata al nome di Temujin, meglio noto come Gengis Khan. Nato nel 1167 da una famiglia aristocratica mongola, in un contesto di rivalità e lotte tra clan, Gengis, grazie alle sue doti personali e a una strategia di alleanze e battaglie, nel 1206 unifica i mongoli in una nazione unica, divenendone il sovrano, o Khan. I primi territori che conquista sono quelli dei Jin e dei Sisya, e poi si spinge verso ovest, conquistando Xinjiang, Kazakistan e Turkestan orientale. Tra il 1218 e il 1223 conquista gran parte dell'Asia centrale. Gengis Khan muore nel 1227, ma i suoi figli e i suoi nipoti portano avanti la sua politica di conquista. Continuano le spedizioni contro i principati russi e verso l'Europa orientale. Nel 1240 cade Kiev e vengono conquistati i territori delle attuali Polonia e Ungheria. Kubilai Khan conduce più campagne verso sud, fino a occupare la capitale dei Song meridionali, Hangzhou, nel 1276 e a proclamarsi primo imperatore della dinastia Yuan.